Buongiorno squadra, oggi partiamo dal graziosissimo abitato di Pozzis, un pugno di casette che fra storie di esorcismi, sanguinose battaglie e noti fatti di cronaca nera lo rende, come per dire, un luogo con una forte personalità. Ma a noi quello che interessa è il bellissimo sentiero che attraversa il bosco fino ad arrivare alle cascate dell'Arzino. Un sentiero facile adatto veramente a tutti che ci porta a scoprire uno dei luoghi più fotografati in autunno del Friuli Venezia Giulia. Il sentiero è lungo circa 4 km con un dislivello di solo 150 metri percorribile in circa 2 ore, foto escluse, e lo rende sicuramente una meta adatta a tutti, bimbi inclusi. Allora, il percorso dell'Arzino l'abbiamo fatto, è un sentiero molto facile, adatto soprattutto a famiglie con i bambini, ma estremamente bello, soprattutto in questo periodo dell'anno, in autunno, quando i colori delle foglie si uniscono con l'azzurro smeraldo del fiume. E noi come sempre lasciamo il sassolino del sorriso, speriamo che qualcuno lo trovi e che lo lasci su un'altra cima. Via si parte! Il rientro lo facciamo ritornando sui nostri passi. Comunque le cascate possono essere raggiunte da 3 punti diversi: da Chiavalaris, dall'area di sosta di San Francesco o appunto da Pozzis. Noi vi aspettiamo per i prossimi video, come sempre zaino in spalla, e alla prossima, grazie a tutti, ciao ciao!